Prego, avvocato, per la difesa Caroccia Mauro. Allora, sono l'avvocato Gallo per la difesa di Caroccia Mauro. Caroccia Mauro risponde dei capi 32, 33, 34 e 35 per una serie... Mi scusi, avvocato Gallo, mi sta chiedendo la collega, è Foro di Roma o Foro di Latina? Io Foro di Roma. Foro di Roma, allora, ok. E mi ripete per comodità di esposizione i capi? 32, 33, 34 e 35. È una serie di attribuzioni fittizie di quote di società relative ad imprese di ristorazione. Caroccia Mauro, secondo la procura, sarebbe il falso intestatario dello storico ristorante da Baffo e di altre strutture che poi non si sono mai verificate, non sono state mai aperte, ma principalmente da Baffo, essendo in concorso con Angelo Senese, che come voi sapete, ma ripeto a me stesso, questo è un reato che all'inizio non prevedeva una pena per il concorrente, ma poi la giurisprudenza col 110 ha fatto sì che la persona a cui veniva intestata fittiziamente fosse in concorso ai sensi del 110 con lui, quindi ne sposava naturalmente l'elemento soggettivo, cioè il dolo specifico. Soprattutto, Presidente, ricordo a me stesso che il reato è finalizzato all'elusione delle norme in materia di misure di prevenzione. Cioè io, che sono il falso intestatario secondo la procura, devo sapere tutto l'escursus processuale di un tizio, di Angelo Senese, e ne devo sposare con lui le sue finalità, quelle di eludere e di evadere le norme delle misure di prevenzione. Il pubblico ministero, nella sua requisitoria finale, lunga e articolata, destina poche parole a Caroccia Mauro, e lo si vede poi anche nell'attribuzione di pena che gli fa, è tra le pene più basse, ma perché ha una figura forse marginale. Comunque destina poche parole e riferisce: questa è l'ultima udienza, sono emersi gli elementi di prova che consentono di ritenere che la titolarità di un ristorante romano di insegna da Baffo sia da ricondurre di fatto alla figura di Senese Angelo, perché c'è stato un rapporto societario sottostante. Credo, Presidente, che voi dovete in sentenza, dato che non ce l'ha spiegato il pubblico ministero, quali siano questi elementi di fatto dai quali si evince con certezza che il Senese Angelo sia il reale proprietario delle quote societarie del ristorante da Baffo e il Mauro Caroccia sia il semplice testa di legno. Questo è. Presidente, per chi non conosce il ristorante da Baffo, che se noi chiediamo a qualche passante che passa da via Tuscolana e noi gli diciamo conosce il ristorante Baffo, sanno cos'è e dov'è, perché è un ristorante famoso. E sanno perfettamente, Presidente, che è un ristorante, lo abbiamo ricostruito qui col maresciallo Orecchio, che proviene da una fonte di famiglia, cioè è un ristorante che si tramanda da padre, da nonno, da padre in figlio. Questo ce lo dice anche, lo afferma il maresciallo Orecchio, anche se non ci sa dire quali sono le costituzioni precedenti a questa società, i nomi che sottengono, che poi trasformano queste società in Baffo 2015 SRL e poi successivamente ad un'altra società. Però questo, diciamo, doveva far parte del compendio probatorio che ha avuto modo di poter esaminare il maresciallo Orecchio, però questo non è dato naturalmente. Di Serino si allontana. Non lo sa, poi vediamo nel controesame il perché lui ha questo tipo di risposte evasive. Queste aule, Presidente, ci hanno sempre insegnato che la responsabilità penale per il reato attualmente dal vecchio abrogato 12-quinques 512 bis
si deve rilevare, a parte dalla norma, da una serie di indici rivelatori, da una serie di elementi di fatto, Presidente, e meccanismi interpositori che sono in grado di determinare l'effetto traslativo del diritto sul bene. In poche parole, Presidente, uscendo dalla questione giuridica, se io sono il proprietario della Baffo, il ristorante Baffo, io vado ad aprire, mi devo occupare dei fornitori, mi devo occupare del commercialista, delle banche, sono questi gli indici rivelatori. Presidente, proprio abbiamo avuto modo di lavorare col pubblico ministero dottor Minisci nel processo Caffè de Paris, procedimento per l'acquisizione, per il sequestro di tanti beni, dove gli indici rivelatori, si ricorderà la telefonata dei fornitori al nipote, il quale dice: fornitori, parli con mio zio perché è il reale proprietario, tutta una serie di elementi fattuali dai quali, a prescindere dalle intercettazioni, che sono contate in quel processo il 10%, che facevano desumere, questa è stata la discussione finale, poi il sequestro dei beni, che 9 anni dopo venne restituito dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria. Quello è un altro fatto e attiene ad elementi giuridici sulla perimetrazione della pericolosità, quello è un altro fatto, ma la Procura in quel caso, rappresentata non solo dal dottor Minisci, riferiva che da una serie di elementi, come avere rapporti col commercialista, lui si occupava di tutti i licenziamenti, i rapporti con i fornitori, i rapporti con i clienti, i rapporti con tutto ciò che attiene alla reale rappresentazione del proprietario in un bar o in un ristorante. Da ciò ne derivava che comunque colui il quale era intestatario delle quote di quei bar fossero dei intestatari fittizi, perché se colui quale risulta il titolare di un bar ad una telefonata di un fornitore dice: guardi, non so nulla, parli con mio zio, col proprietario, eccetera, è chiaro che quello è un elemento devastante dal punto di vista probatorio, che seppur nell'ottica della difesa, perché era sempre un nipote e quindi l'aiuto dello zio del nipote, in quel caso era tranciante sul discorso, secondo me, della responsabilità. Poteva essere. Qui nel processo di Mauro Caroccia di Senese non c'è neanche un elemento oggettivo di quelli, perché, Presidente, lo vedremo poi dalle domande che io in controesame faccio al maresciallo Recchio, ma si poggiano esclusivamente, anche se anche in questo il Tribunale del riesame cerca di mettere qualcosa che non è vero, perché non può dire il riesame che da una serie di elementi probatori e intercettazioni telefoniche, no, di elementi probatori non c'è nulla, non c'è un conto corrente, non c'è un esame non c'è un esame su nulla, ma poi lo vedremo, lo lasceremo a quella fase successiva del controesame che io faccio ad Orecchio, al maresciallo Orecchio. Se solo Senese Angelo fosse stato il proprietario, si sarebbe occupato di qualche cosa, non si poteva disinteressare così in maniera così plateale. Adesso arriviamo a decifrare alcune telefonate, sono poche, perché il maresciallo Orecchio dice: seppur la compagine sociale è costituita nell'ultima parte, quella sequestrata, cioè della Baffo 2015 SRL, la società era formata per il 95% da Caroccia Mauro e dalla signora Proietti, adesso non mi ricordo, che è la mamma, al 5%, in realtà non era così. E da dove lo si evince questo, secondo lui? Dalle intercettazioni telefoniche. La prima intercettazione telefonica a cui lui fa riferimento, Presidente e signori del Tribunale, è quella relativa a una telefonata progressivo 1499 del 13/10/17 sul RIT 471117. Sul RIT, mi scusi? Sul RIT 471117, dove in questa telefonata Angelo Senese si sarebbe lamentato con il Caroccia per alcune questioni
emergenti relative a un diverbio che aveva avuto con una signora, con una donna all'interno del locale. Lui esordisce dicendo: ti devo tirare le orecchie, ti devo tirare, lo so, te lo devo dire, però lo so, fai bene, quando ti incontro te lo dico, ma cosa è successo? Cosa è successo? Te lo dico, ti devo tirare le orecchie, ti vengo a trovare, ma non ci stai mai. Il fatto ti vengo a trovare, non ci stai mai, non è una frase detta così dal senese, perché se io sono il proprietario del locale e tu non ci sei mai, io ti prendo da un orecchio e ti butto via, perché tu sei il mio sottoposto, io sono il proposto, tu sei il mio sottoposto, e tu stai nel mio locale, non che vai in giro, non ci sei mai. Prima frase dalla quale molto difficile dedurre che il senese, a meno che non sia un pazzo, sia il proprietario di questo bar, e questo fantomatico proprietario, persona che deve gestire, non c'è mai. Tu manco le cazzate a me puoi dire che cosa ho lasciato, c'è tra l'altro un rapporto tra di loro, non è che si conoscono penso da un anno, credo che si conoscono da moltissimi anni, perché frequentavano il locale, perché abitavano lì vicino, perché ci andava, mi pare, anche emergere le telefonate, ci andava il papà di Angelo, ci andavano i nipoti, quindi c'è un rapporto tra di loro. E Caroccia gli dice, quando hai lasciato questo è fatto, ma ci hai litigato, e Caroccia gli risponde dicendo: ma non mi rompere i coglioni, lo sai che devo lavorare, non posso stare appresso a lei. È chiaro che la questione, la circostanza era relativa al discorso tra questa donna e Mauro, forse perché Angelo Senese la conosceva, non era diretta alla sua responsabilità del fatto che lasciava il locale scoperto, e che praticamente, e lo si evince che era un rapporto tra loro amichevole, perché l'Angelo Senese nell'ultima parte, capitolo eccetera, magari fa quelle cose, no, magari io te lo dico come fratello maggiore. Quindi la logica della telefonata, a mio avviso, avviso di questa difesa, è tutta finalizzata al fatto non litigare, attenzione, ma non al discorso della proprietà del locale, perché altrimenti secondo me Angelo Senese, se fosse stato il reale proprietario, avrebbe detto direttamente al Caroccia: tu non ci sei mai, mi stai facendo andare male gli affari, perché io credo che in alcune telefonate, nelle telefonate dirette e finalizzate a quello scopo, si va diretto, non si dice: ah, ma tu perché la tratti male, ma non fallo, te lo dico come fratello. Ma te lo dico come fratello, come proprietario o come fratello? Perché se me lo dici come fratello mi dice evita di litigare, perché magari è brutto, perché le persone me lo vengono a riferire. La seconda telefonata, che secondo il maresciallo è indice rilevatore del fatto che Senese sia il proprietario effettivo di quell'ambito, di quel ristorante di ristorazione, è quella riferita al discorso relativo alle pubblicità della radio. Vi ricordate Marco Turchetta, il pregiudicato, che chiama Angelo Senese e riferisce allo stesso: guarda che molto probabilmente lo mette al corrente che il Mauro Caroccia starebbe firmando un contratto molto oneroso per promuovere il locale nelle radio romane di Roma e Lazio, e quindi esorta il Senese a verificare questa situazione. Bene, la telefonata, ne leggiamo alcuni passi, Presidente, perché io vorrei, la telefonata è l'allegato 442 sul RIT 471117, sempre lo stesso RIT, il progressivo il 342 del 31/8/17. Allora, la telefonata tra il Turchetta e Angelo Senese è
fondamentale, cioè chiarificatrice, allo scopo di chiarire, e quindi poi bisogna spiegare il motivo per il quale Turchetta chiama il senese riferendo che quello che ho detto prima Mauro Caroccia. In realtà la telefonata, Presidente, mi perdoni, ma l'ho letta anche al maresciallo e lei mi ha detto ma questo è oggetto di discussione, non può contestare a lui ciò che viene contestato al contrario. Il maresciallo, se è convinto che questa telefonata è un indice rivelatore del fatto che Angelo è il proprietario del ristorante Baffo, io mi chiedo, e oggi chiedo a voi, rileggendo dei passi, pochissimi passi di questa telefonata, se questo può qualificare il senese Angelo come proprietario del ristorante. Di solito il proprietario del ristorante è lui che si occupa della pubblicità, ma perché? Perché questa va a incidere non solo a livello pubblicitario, quindi lui decide a chi farla, ma soprattutto a chi spendere, che quanto spendere. Non può essere, Presidente, oggetto di responsabilità esclusiva dell'intestatario fittizio, perché lui non ha potere, l'intestatario fittizio non ha potere, l'intestatari fittizi, le teste di legno pigliano degli stipendi, ma non hanno nulla, nessuna contezza, non sanno neanche come si cucina la carne, Presidente. Nel RIT che vi ho adesso citato, nel progressivo, senese Angelo parla con Caroccia e gli riferisce: mi ha chiamato quello, gli ho detto vieni a parlare direttamente, no, vedi lui, eccetera. Caroccia Mauro: ma questi che cazzo vogliono? Ma io devo raccontare loro dove faccio le pubblicità? Ma io non lo so. Ma che vuoi? Ma parla con mio fratello, mica è mio amico. Nel proseguo della telefonata, io vi prego di leggerla, Presidente, secondo me sarebbe opportuno sentirla, non leggerla. Però se non avete il tempo di farlo, leggetela, perché nel proseguo della telefonata, e certo, ma che vuoi? Mauro Caroccia gli dice: ma che vuoi? Io sono lo sponsor di Baffo, scusami, quando ci stava mio fratello io manco lo conosco, ma che cosa vuoi? Senese, Caroccia: no, perché come famo? Ma come famo? Mo vediamo una situazione, ma che devo vedere? I soldi sono i miei e li do a chi mi pare, ma io non so la gente. Allora, Presidente, oltre ad essere la matematica, a non essere un'opinione la matematica, ma è solo logica, anche il diritto è logica. A parte quello che noi apprendiamo dalle norme, però ci insegnate voi, giudici, che un fatto che voi non conoscete lo si desume dalla logica, dall'esperienza e dalla logica. Ma Presidente, ma se un Caroccia Mauro gli dice ad Angelo: io coi soldi miei faccio quello che mi pare, ma che cosa vuole la gente? Ma parlasse con mio fratello, ma lei lo può fare al suo superiore, Presidente? No! Soprattutto se fa le cose per bene. Ma se io sono il titolare di uno studio o di un ristorante, io con i soldi miei faccio come mi pare, e da queste telefonate come si fa a evincere che Angelo Senese sia il proprietario reale di questo bar e che abbia effettivamente venduto le quote? Quando? Nel 2015, quando Senese neanche c'erano intercettazioni telefoniche che iniziano nel 2017. Ma di che cosa parliamo? Presidente, mi scusi, ma di che cosa parliamo dovrei dire? E mi dovrei fermare qua, e mi fermo anche qua forse, Presidente, perché se non comprendiamo queste cose non c'è neanche più fiducia di noi avvocati nella magistratura, Presidente, perché ormai i riti abbreviati sono considerati una sommatoria di condanne col terzo di pena in meno, e gli ordinari sono considerati ormai, non per voi, Presidente, che ho la massima stima, come un ritardo di una condanna presa magari più in là perché magari ci fa comodo. No, il processo ordinario lo si fa, almeno io lo faccio, perché deve emergere la verità nel dibattimento, Presidente, perché il maresciallo Lecchio già mi doveva dire a me: ma che cosa c'entra Senese con
queste telefonate. Come si fa a debitare a lui? Ma giustamente sono fasi che si fanno successivamente, sono discorsi che si fanno nella fase in cui mi compete, quindi nella mia arringa finale. Ma da questo, Presidente, come si fa logicamente? È logica questa è logica. Ma se il ristorante era del padre e il maresciallo Recchio non mi dà alcuna indicazione, non porta nessun elemento di prova oggettiva alla quale ricondurre a lui l'emissione del denaro, la titolarità, ma come si fa ad attribuire questo reato e dare 4 anni così? Diamo 4 anni perché abbiamo elementi di fatto per i quali si evince che. Quali sono questi elementi di fatto, Presidente? Quali sono? Io non li ho visti nella memoria che ha depositato il PM, Presidente. Penso li abbia dati a lei un'altra memoria e poi le ritroveremo nella sentenza di condanna, credo, Presidente. Non li ho visti questi elementi di fatto, ho visto le telefonate e sono quelle che cita il maresciallo e ve le sto leggendo in aula. Ve le sto leggendo, Presidente. In alcune operazioni che si fanno, perché è uso fare queste operazioni, Presidente, il 50% delle persone finiscono perché si trovano in amicizia, perché si trovano in contatto con, Presidente, e lì si butta tutto dentro, Presidente. Proprio dovete distinguere, perché il vostro compito è distinguere il bene dal male, altrimenti, Presidente, noi non abbiamo più alcuna garanzia. Qualunque cosa succeda, può succedere anche a me, avvocato, non abbiamo la garanzia. Caroccia Mauro non serve a questo processo, perché Caroccia Mauro non ha mai appartenuto a nessuno, ha solo avuto un rapporto di amicizia, di conoscenza con i Senese, ma non è mai appartenuto a nessuno, non li si può buttare dentro, perché prima comunque si era contestato l'agevolazione mafiosa, il 416 bis, che per fortuna il Tribunale della Libertà dice: ma di quale gruppo? Se non c'è un gruppo si può dare agevolazione ad un gruppo camorristico? In tutta Italia non si può fare, Presidente, non si può fare. Oggi c'è un uso smoderato dell'articolo 7, Presidente. Io lo dico a me stesso, lo dico questo, perché poi per fortuna troviamo giudici che hanno il coraggio di mettere nero su bianco e dire: questa persona non c'entra, perché non si può fare tutto nel buon fascio. Caroccia Mauro non la trovate mai nei vostri computer e dal momento all'altro diventa il testa di legno di Senese. Presidente, Caroccia Mauro gli bruciano 2 volte il ristorante, ce l'avete negli atti, perché l'abbiamo salvato nello sfratto, perché non c'è i soldi neanche per pagare l'affitto, Presidente. Ha avuto 2 volte l'incendio e 2 sono le cose, e anche qui c'è la logica, Presidente. O non è dei Senese, o i Senesi in quell'area non contano nulla. E allora il pubblico ministero, quello che vi ha detto, lo ha detto in modo errato, perché tutto il castello che ha fatto sui Senese, su quella storia, viene meno. Perché tu non puoi bruciare il ristorante a un Senese se me lo disegni come il pubblico ministero ve l'ha disegnato, Presidente. Questa è la logica. Questa è la logica per cui in Calabria, nel procedimento Stige, sono stati assolti persone a cui è stata bruciata la vigna, che ritenevano fosse di quel gruppo di 'ndrangheta. Questo non è possibile, questo lo dovete risolvere. Cioè, o il locale dei Senesi o i Senesi non contano, ma se i Senesi non contano vi crolla, come dovrebbe essere questa inchiesta, Presidente. 2 volte hanno bruciato il locale di Angelo Senese secondo la procura, ma il locale l'hanno bruciato a Mauro Caroccia, perché Mauro Caroccia ha messo i soldi per poterlo rifare e per poter andare avanti con la famiglia e con i figli minori che ha, Presidente. L'altra telefonata, a parte quella della mozzarella, che la ritroverete, qua stiamo parlando solo di mangiare, mozzarelle, supplì, carne, il fatto che tra 2 persone che portano la cosa, vai là, o c'è Mauro o c'è il figlio di Angioletto, ma il figlio di Angioletto, il figlio di Angelo, voi lo sapete benissimo perché su questo non c'è contrasto, lavorava per 200 euro al giorno, li reggeva il locale perché Mauro stava sempre fuori a farsi i fatti suoi. Anche una persona anche non stabile, ma lo sanno gli inquirenti che hanno messo 4 anni sotto intercettazione a Mauro Caroccia,
che è un soggetto che fa uso. Il fatto che il mozzarellaro gli dica vai perché o c'è Mauro o non c'è, trovi Vincenzo, Presidente, ma come si fa a attribuire anche a questa telefonata una oggettiva partecipazione nella società come proprietario del ristorante? Tra l'altro, Presidente, la mozzarella in un ristorante di carne si vende l'1%, non è mica una salumeria. Al ristorante di carne si venderà 1 chilo su 100 di carne, quindi che questo attribuisca la titolarità al senese mi sembra, insomma. E a parte poi la telefonata tra il senese Angelo e il figlio Vincenzo sul fatto che lui voglia assolutamente abbandonare quel posto perché non gli interessa nulla in quanto non trova, lui aveva avuto, penso, esperienze altrove più gratificanti che stare con un soggetto che non stava mai nel locale. E la telefonata, Presidente, ve la devo leggere. La ritrovo, Presidente. Allora, è una telefonata tra il padre e il figlio, quindi Vincenzo Senese, mi pare classe 91-90, e il papà Angelo, dove a un certo punto, ma li troverete che stanno tutte quante uno dopo l'altra. Aspettate che la trovo. Allora, ecco qua. E la telefonata è la numero 4. Allegato 444, sempre sul RIT 4711, progressivo 2089. La telefonata parte di una lamentela che fa il figlio Vincenzo al padre per un comportamento avuto dalla madre, la quale, non trovando dei contanti all'interno della cassa, era andata a sfondare, che ne so, lo sciacquone, una cosa del genere. Guardate quello che è il contenuto di questa telefonata. Io qua mi fermo, andiamo solo al controesame, una cosa da poco, ho finito, Presidente, non vi voglio più tediare. La telefonata tra il padre e il figlio, ove secondo gli inquirenti questa telefonata è una telefonata nella quale, insomma, il ristorante sembrerebbe appurato al 100% che sia di Angelo Senese. Diceva papà, non ce la posso fare, Vincenzo ha detto bugie su bugie, io non ce la faccio più, non lo posso fare più. Angelo Senese, io te l'ho detto, Vincenzo Senese è stato Vincenzo dice che è stato male con la pressione a casa, aveva la 130 la minima, invece stava a Napoli lui. Vincenzo c'ha 3 macchine affittate, 4 macchine affittate, io non ce la faccio, questo è l'interposto, cioè il figlio di Senese lavora e lui c'ha 4 autovetture. Pensate che interposto fittizio si è trovato Angelo Senese. Sentite questa, c'ha 3 macchine affittate, 4 macchine affittate, io non ce la faccio più, questo è Vincenzo, il figlio di Angelo, io sto facendo lo schiavo per una persona, ma pure se prendo 2 piotte al giorno, ma sti cazzi. Presidente, io mi dovrei fermare proprio qui, mi dovete scrivere se da questa telefonata sul RIT che vi ho detto si evince che Angelo Senese è il proprietario e permette a un figlio di fare lo schiavo, perché questo dice, fare lo schiavo di Mauro Caroccia, e lui se ne va, Presidente. Guardate che andiamo nel dettaglio di questa telefonata ancora. Quando, dobbiamo dire le cose come stanno, quando dice ma non ti preoccupare, vattene, poi i soldi me li faccio ridare, molto probabilmente si tratterà ad un piccolo prestito che ha fatto, perché nella telefonata successiva tra, mi pare, Senese, la figlia, mi pare, di Vincenzo e un'altra ragazza, emerge, lo andiamo un attimino a vedere, che il Caroccia Mauro stava chiedendo un prestito perché il ristorante forse non andava naturalmente molto bene. Guardate cosa dice, quale rapporto c'ha Angelo con Mauro.
ma te li do io, non mi frega, dice il figlio, ma te li do io, ma che cazzo mi frega, ma io sto a fare lo schiavo qua, ma io non ce la faccio più. Mauro stava a casa con la pressione a 130, erano bugie, stava a Napoli, Senese Vincenzo stava a Napoli, Angelo, e lo so che ti devo dire, che ti devo fare a papà, io non lo conoscevo, tu mi hai detto che lo conosci, e bravo, che ne so io, chi lo conosceva sto tizio? Presidente, mi viene il mal di stomaco, scusi, Angelo Senese, che è il proprietario del ristorante, dice al figlio, ma tu che cosa ne vuoi fare di me? Sei tu che mi hai detto che quella è una brava persona, ma chi lo conosce a questo? E allora, Presidente, scusi, quando la procura mi dice, e anche il Tribunale del Riesame, vincolano, è proprio il Caroccia che dice, quando ritorno me li trovo là, Presidente, è smentito da questa telefonata. Me li ritrovo perché il giorno prima non c'erano, perché lui stava sempre fuori, il Mauro Caroccia, perché lo smentisce una telefonata così sincera tra padre e figlio, che non ha altra giustificazione, non ha altra interpretazione, e andiamo ancora avanti se si fossero sbagliati padre e figlio. Ma questo, ma che cazzo ne sapevo che diceva tutte ste bugie? Manco il figlio lo conosce e dice al padre, papà, lo so che non lo conosci, ma io che cosa ne sapevo se questo mi diceva tutte ste bugie? Angelo Senese, e lo so a papà, io non mi sbaglio, io ho fatto un po' di indagini proprio per vedere con chi ti mettevi. Presidente, con chi ti mettevi? Ma lui è il proprietario, Come fa a dire con chi ti mettevi? Quindi io, cioè con chi ti mettevi io il proprietario, ti sto trattando come uno schiavo, io Angelo Senese dico a me stesso, ma con chi ti mettevi al figlio? Ma Presidente, scusi, allora noi avvocati ne spariamo di tante, Presidente mi permetta di dirlo perché è giusto, perché a volte ce l'arrampichiamo anche sugli specchi, noi avvocati, diciamo cose giuste ma diciamo anche cose purtroppo nelle fragranze di reato che dobbiamo appellarci e agganciarci alle varie circostanze del fatto, come quella per esempio delle attenuanti, ma qui Presidente non c'è motivo, non ci sono spazi a interpretazioni. Non lo conosce neanche Angelo. E quindi alla fine va bene, Enzo, quello che decide fai bene a papà, non ti preoccupare, io voglio il bene tuo e non il male. Presidente, se voi avete la buona volontà di commentarmela anche nella vostra motivazione della sentenza che farete, di condanna ed assoluzione, Presidente, non mi aspetto niente, dico con molta franchezza, ma avete l'accortezza di spiegarmi questa telefonata, del suo contenuto, e se ci riuscite di dare un'altra interpretazione, io l'accetterò, non c'è nessun problema, Presidente, però me la dovete spiegare, Presidente. Era chiaro che il figlio facesse il lavoro, forse gli dava troppo, ma che avevano un rapporto tra di loro e lui fosse il direttore di sala, Presidente, emerge, perché ad un figlio non ci si risponde così. Adesso vengo giù al ristorante e a Mauro lo prendo a ceffoni da Via dei Fulvi fino a Piazzale Clodio, se così fosse. E invece questa remissione che fa un padre nei confronti di un figlio e che dice, se vuoi andare vai, io voglio il bene tuo, non voglio il male, se tu mi dici che vieni trattato come uno schiavo non ci posso fare niente, fermati. Interpretazione. Vado alla conclusione, Presidente. Anche quella circostanza che volete attribuire a Michele Senese nel discorso con la moglie, ma quelle, non sapeva manco dove lavorava, non sapeva manco che aprivano, ha detto ma dove sta, ma cosa fa? E la moglie gli dice nell'intercettazione, l'avete, un'intercettazione che è stata sventolata a questo tribunale, no, ma dove ha aperto un locale? No, lavora da baffo, lavora con Mauro, neanche Michele lo sa, il fatto che Michele dal carcere debba comandare sulla questione relativa, quando chiede e la moglie gli dice ma che stai a dire? No, lavora, non l'hanno aperto, c'è problemi burocratici, forse sapeva della nuova apertura, ma non sapeva manco dove lavorava il figlio di Angelo. Sta nell'intercettazione, se volete vi prendo
Eccola qua. La telefonata del 561 del 9917. Un attimo. E arriviamo al controesame. Sarà velocissimo. Volevo darvi il RIT, però il RIT quello giusto. Aspetti. Eccola qua. Scusi. Allegato 35, il RIT è 5215/17. È un colloquio, quindi è un ambientale presso il carcere, mi sembra, di Siano. Senese Michele chiede a Senese Angela la presenza anche di Gaglione e Raffaella, e i figli di Angioletto stanno lavorando? I figli di Angioletto stanno lavorando, quindi non lo sa. Uno va a scuola e un altro eccetera. Gli risponde, no, conclude Michele, Senese, uno va a scuola ma l'altro è... Senese Angela riferisce, stanno lavorando da baffo? No, uno lavora da baffo. Interviene la moglie Gaglione e Raffaella. Ma dovevano aprire un ristorante, non hanno aperto? No, per questione. Quindi questo è il RIT giusto. Quindi il fatto che Michele Senese da lì sia un po' il deus machina di una circostanza che neanche conosce, insomma anche questa. Arriviamo alla conclusione, e quando io a questo punto, e ve la devo leggere perché l'ho preso pedissequamente dal verbale mio del controesame, chiedo al maresciallo Orecchio, maresciallo che ha fatto un'indagine serrata per 4 anni, che conosce tutto, Presidente, conosce tutto. Non conosce questo perché non è la verità, non lo conosce, perché quando io gli chiedo, sentito nel controesame il 9 aprile del 2021 dal sottoscritto, mi può dire da quanti anni esiste quell'attività di ristorazione? Risposta, so che è un'attività abbastanza storica ma non so dire. Domanda, sa come si chiamava precedentemente rispetto al nome Baffo? Non lo so, si chiamava il Cantinone, ma lo sanno pure le pietre. Come si chiamava la società che gestiva? Non mi ricordo, non abbiamo nessun dato e non saprei rispondere, ma ricordo che 4 anni fa avevamo evidenziato questa situazione. Quale? Domanda, sa per caso da quanto tempo Mauro Caroccia lavorava in quel ristorante? Non lo so. Può dire se il ristorante Baffo è un'attività di famiglia? Qua dice la verità, in quel locale c'era stata una continuità tra genitori e Caroccia Mauro, non Angelo Senese, Caroccia Mauro. Quando viene costituita non lo so. Chi erano i componenti? La società nel 2015 inizia la sua attività in quel luogo, ma non ho contezza, dovrei guardare l'anagrafe tributaria. Chi erano i componenti? Come da visura allegata, lui legge e mi dice Palmieri Rosetta al 5%, che era la madre, e Caroccia del 95%. Avete accertato con attività investigative se gli accertamenti bancari nel momento della costituzione vi siano fatte immissioni di denaro all'interno delle società da parte di Senese? Non è stata rilevata traccia nel sistema bancario, nei conti correnti e dalle attività di accertamento bancario. Questa è la sua dichiarazione del 9/4/21. Vi risulta se Angelo Senese abbia mai dato somme di denaro? Una domanda pericolosa questa è stata, Se diceva sì, e poi. Vi risulta che Angelo Senese abbia mai dato somme di denaro nel 2015 per la costituzione della società? Formalmente no. Non vi sono accertamenti in tal senso. Sa quanto guadagnava la RDM nello specifico nel gennaio 2019? No. Abbiamo prodotto, guadagnava cifre enormi, non aveva bisogno di immissioni di denaro di nessuno, Presidente. Precedentemente sapete quanto guadagnava la società in questione? Non è stato accertato. Come fai tu a non accertare quanto guadagna prima per vedere la differenza che c'è tra quello che ipotizzi tu come investimento da parte di Senese e proprietario col vecchio? Vabbè. Avete accertato chi forniva la merce, chi metteva i soldi per acquistare la merce, chi aveva i rapporti col commercialista, chi assumeva il personale, chi teneva i rapporti fornitori? Non sappiamo, ma non fa parte del nostro patrimonio informativo. Mi fermo qua. Presidente, io credo che nel dibattimento non è emersa alcuna responsabilità da parte di Mauro Caroccia. E io vi chiedo, Presidente, e vi ringrazio per avermi ascoltato, scusate a volte per la veemenza, l'assoluzione perché il fatto non sussiste. Grazie Presidente. Grazie.